bentrovati a tutti, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mille Voci. Siamo sempre in piacevole compagnia del maestro Alessandro Alessandro. Ciao a tutti, ciao, bentrovati, buona serata. Siamo in ottima compagnia anche stasera. Alessandro, stiamo arrivando quasi alla fine di questa edizione. Ci prepariamo per quella dell'anno prossimo. Bravo, così mi ricarico, perché se no mi viene già la malinconia che stiamo quasi alla fine, è la penultima puntata, quindi voglio dire, insomma... E non sai l'ultima. Guarda, non hai idea dell'ultima. Incredibile. Il maestro Alessandro è il peggio. A Roma dicono il peggio. Io ti ringrazio tantissimo perché sei un ottimo compagno di viaggio. Grazie, sei bravissimo, sei bravo a suonare, bravo a cantare, poi riesci a seguirmi in questa avventura che si è dimostrata veramente incredibile, quindi grazie veramente di cuore al maestro Alessandro. Grazie a te di avermi voluto qui. E grazie a tutti gli ospiti che anche in questa puntata hanno voluto essere con noi, e loro sono veramente veramente tanti. Io mi sono anche vestita pandan, il coro gospel Seven Hills. Grazie, che onore, bellissimo questo bluetto. Aspetta, guarda, scusa, fammi fare la prova. Una di noi. Vedi un po' come sto qua. Perfetto. Perché io devo organizzarmi per far parte di questo coro io. Esatto, quando vieni a provare con noi. Bravissimo, perché l'abbiamo detto anche nella scorsa edizione che avremmo dovuto fare una cosa insieme. Sei anche abbinata a loro. Hai visto? Guarda, uno spettacolo. Una volta, lo diciamo sempre, ci dobbiamo convincere, ci dobbiamo organizzare. Un po' il Covid ci ha reso difficile questo sodalizio. Ha complicato le cose anche con il signore lì alle tue spalle. Sì, stiamo parlando da un po' di tempo. È vero. Ah, ecco, questi Mille Voci serve per mettere anche in contatto gli artisti. Qui succede un po' di tutto, succede anche questo, per cui noi ci organizziamo e per la prossima edizione di Mille Voci faremo qualcosa insieme. Loro avete avuto modo di ascoltarli già nel corso di questa edizione e abbiamo il piacere di ospitarli anche in questa penultima puntata di questa edizione 2021, 17ª edizione di Mille Voci. Ora, Gianluca Buratti, i Seven Hills, i 7 colli di Roma, perché loro vengono da varie parti di Roma per riuscire a fare le prove, e complimenti perché non è facile riuscire a stare insieme. Già qui io col maestro Alessandro per riuscire ad andare d'accordo per tutta quanta, e siamo in due. Poi no, veramente c'è anche Riccardo che si è fatto tutte le puntate con noi, quindi... Però siamo riusciti a creare un bel gruppo di lavoro, quindi grazie a tutti, grazie a voi su che siete in regia, però so che insomma stare insieme non è facilissimo, quindi tanti complimenti. Soprattutto a sopportarmi. Soprattutto perché ti sopportano, quindi complimenti infinita. Perché sopportate Gianluca Buratti. Quindi ve lo meritate tutto. Un bellissimo brano con una bellissima frase che detto in inglese adesso è tutto un programma, ma significa: tu sei tutto ciò di cui io ho bisogno. You are all I need. I Seven Hills. Grazie. Lo tieni? Sì. Perfetto. All I need.
Gianluca Buratti anche in versione cantante. Grazie a voi, ebbene sì. Grazie ai Seven Hills, grazie di essere stati con noi. Grazie. Ci prendiamo una pausa caffè con Gabriele Marconi, rimanete con noi, torniamo subito. L'altro giorno mi viene incontro uno e mi fa: complimenti per questa pausa caffè. Ah, grazie, grazie. Però a questo proposito le vorrei dire una cosa positiva e una negativa. Sentiamo. Positiva è che lei assomiglia a Nino Manfredi. Ah, grazie, sì, me l'ha detto qualcun altro. Sì. E negativa è che gli assomiglia soltanto. Diciamo che è la sua brutta copia. Magari fossi la brutta copia di Nino Manfredi. Vorrebbe dire che sono arrivato prima io. Perché prima si fa la brutta copia e poi la bella. Bentornati in studio, ben trovati. Un inizio coinvolgente col coro gospel, coi Seven Hills, di questa penultima puntata di questa stagione di Mille Voci. E adesso uno dei miei compagni di viaggio, Riccardo Antonelli. Eccoci qui. Che ti devo dire, Riccardo? È stata un'edizione impegnativa e tu sei sempre stato disponibile e presente, quindi io ti ringrazio tantissimo perché sei una persona appunto disponibile e poi hai dimostrato ulteriormente in questa edizione di essere capace di cantare qualunque cosa. Abbiamo sentito di tutto, abbiamo sentito gli omaggi a grandi cantanti, autori, Carosone, Buscaglione, il napoletano e il romano e Claudio Villa, insomma voglio dire proprio di tutto. E adesso poi mi ti presenti, cioè tu mi ti presenti. Sì, comunque un grande della canzone italiana. Hai capito che cosa mi... E perché no? E perché no? Hai detto bene, perché secondo me riuscirai a fare un grandissimo omaggio a questo cantante che è Massimo Ranieri. Quindi sentiremo le canzoni di Massimo Ranieri cantate dalla splendida voce di Riccardo Antonelli. Grazie, grazie. E adesso andate via, voglio restare solo, con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. E vorresti urlare, soffocare il cielo, battere la testa 1000 volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino, se non ti ho vicino, perdere l'amore, maledetta sera, che raccoglie i cocci di una vita immaginaria. Pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno
Che di un altro adesso sei, tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te, nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato il mio, impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Grazie. Riccardo Antonelli. Grazie. Grandioso Riccardo, complimenti, veramente è stato proprio bello. Poi qui cantavamo tutti, loro la sapevano tutta quanta. Bene. E andiamo avanti con questa puntata di Mille Voci con una artista, una cantante che ha scelto Mille Voci per promuovere la sua voce e la sua musica. Lei è Silvia Baldan. Vieni Silvia. Complimenti, elegantissima, grazie, complimenti. Allora, con l'occasione ricordo, se volete partecipare a Mille Voci, promuovere la vostra musica, noi andiamo in onda in tutta Italia, in tutte le emittenti private, c'è il canale di Mille Voci dove potete trovare tutti i video dei cantanti che si sono esibiti in tutte le 17 edizioni, 16 edizioni Mille Voci, e poi troverete anche questa edizione sul canale Mille Voci. E poi se volete partecipare scrivete andate a cercare gli indirizzi su www.millevoci.it, troverete i contatti per chiedere di partecipare e promuovere la vostra musica. Fatta questo momento di promozione, ho usato la tua... Grazie. Silvia ha cantato, è già stata ospite nel corso di questa edizione di Mille Voci qui con noi. Abbiamo avuto il piacere di ascoltarla cantare in lingua napoletana, perché poi col turco si sono trovati, perché ho scoperto appunto che c'è stato un feeling. Sì, dal telefono. Dal telefono appena facevano sentito, le scintille. Vero, appena sentito l'accento il turco ha detto sì, questa ti dico che però lui è molto selettivo, quindi devi essergli proprio piaciuta per come canti, perché è selettivo sia nella scelta dei cantanti che possono poi partecipare alla trasmissione, ed è anche selettivo in base a come viene cantata la canzone napoletana, per cui siamo contenti di averti qui, hai superato la prova. Bene. Però in questa puntata invece canti un tuo inedito, così promuoviamo questo inedito. Chi lo ha scritto? Io. Silvia Baldan, la conosci? Autrice, oltre che cantautrice, quindi. La musica no, La musica no, il testo è il tuo. Il testo è tutto mio. Il titolo della canzone? La macchina del tempo. Quindi Silvia Baldan, che abita a Terni, ma che viene... È da Napoli. Viene da Napoli, abita a Terni e ha preso la macchina del tempo. Ha preso la macchina del tempo, è partita, è sì, venuta qui a Mille Voci a proporre la sua musica. Quindi Silvia Baldan, la macchina del tempo. Grazie, grazie.
pensando alla tua disavventura, guardando un film di fantascienza, mi chiedo della macchina del tempo, chi non l'ha mai detto, se potessi tornare indietro, capisci poi che la macchina del tempo l'hai cercata inutilmente perché ridaresti quel che hai dato, anche se mai ricevuto, rifaresti per amore, sbagliando 1000 volte ancora. Amare non è tempo perso mai, perso è quello che non ho, non avrò più rimpianti, tornare indietro non cercherò. Mai, 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 tornare indietro, mai, 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 volere indietro. Il tempo perso ormai, mai, 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 tornare indietro, mai, 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 volere indietro. Il tempo perso ormai, mai, mai, non si può. Al futuro io guarderò per poi ammirare te, che sul mio cammino tu sarai il sole dei bui inverni, nel profondo mare mio io ti farò nuotare, nell'amore di una promessa, il tempo non sarà scommessa. Amare non è tempo perso mai, perso è quello che non ho, non avrò più rimpianti, tornare indietro non cercherò. Mai, 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 tornare indietro, mai, 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 volere indietro. Il tempo perso ormai, mai, 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 tornare indietro, mai, 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 volere indietro. Il tempo perso ormai, mai, mai. Mai, 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 tornare indietro, mai, 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 volere indietro. Il tempo perso ormai, mai, 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 tornare indietro, mai, 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 volere indietro. Il tempo perso ormai, mai, mai, non si può, non si può mai. Sì, grazie. Brava, brava. Amare non è mai tempo No, perso. mai. Mi è piaciuta tantissimo questa Mai. frase. Complimenti, bellissima canzone. Silvia Baldan, grazie. Grazie. E andiamo avanti con un altro graditissimo ritorno in questa edizione di Mille Voci, un grande amico di Gianni Turco e nostro, Gianni Davoli. Allora, tengo io il microfono per scambiare due parole. Gianni torna, Gianni è un musicista, direttore d'orchestra, scrive canzoni,
tante cose belle, tanta televisione e ospite di tante edizioni di Mille Voci, ospite anche quest'anno in questa edizione. Abbiamo avuto modo già di ascoltare alcune delle tue canzoni, quelle che ci fanno ballare, ma torni col tuo primo amore. La fisarmonica. Ecco, quindi io so che nasci, no, mi hai detto che hai un animo da batterista, ma io so Sì, che nasci avevo e diventi... 7 anni, l'ho scritto sul libro che ho scritto, che davanti a una vetrina di Napoli mi sono messa a piangere che volevo una fisarmonica. La fisarmonica. E mio quindi... padre me la comprò. Che cosa ha fatto veramente bene, perché poi ti ha talmente tanto appassionato alla musica che è diventata la tua ragione Sì, di vita oltre che la tua professione. Però mi ha gonfiato pure di botte. Perché? Quando ti sentiva suonare, perché gli... No, perché era un musicista e voleva le cose precise. Ah, ecco, quindi pretendeva la perfezione. Mi dava sulle mani la cucchiaia quella di legno di fagioli. Ci siamo passati, quelli di una certa età, ci siamo passati un po' tutti, lo posso dire. La mia di mamma ci inseguiva, a me e a mio fratello, col battipanni. Tutto questo però è servito a qualcosa, Sì, perché alla sì. fine hai studiato talmente tanto che sei diventato così bravo che ci fai ascoltare una Ho cosa vinto di... anche un campionato italiano di fisarmonica. Hai visto? Molto giovane ero. Complimenti! E sono stato quarto in Europa. Anche. Vedi gli italiani come riescono a farsi botte fanno valere, effetto. le botte fanno effetto, in qualche caso sì, bisogna dirlo. Però lo ringrazio perché mi ha insegnato molti segreti che io sto applicando addirittura queste sfumature nel ballo del tango argentino. Ah, bene, quindi... Lì mi comporto come mio padre voleva la fisarmonica. E adesso ci fai sentire una cosa difficilissima No, con la difficile, fisarmonica. No, è un'idea, difficile. è un'idea. È difficile, è difficile. Noi sentiamo adesso Gianni Davoli, La tarantella di Rossini. Gianni Davoli!
Divertentissimo, bravissimo. Poi non so se ti sei accorto, ma Gianni Turco aveva preparato il video di quando tu questa tarantella l'hai suonata a Mille Voci in un'edizione di Mille Voci napoletane, quindi era bellissimo vederti suonare qui in studio in diretta e poi vedere le riprese di quella occasione. È stato bellissimo, un bellissimo momento. Grazie, grazie a Gianni Davoli. Brava! Grazie, grazie, grazie. Ta-ta-ta. Io son sicura che per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicura che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, lo so, tutta la vita sempre sola non sarò, e un giorno io saprò d'essere un piccolo pensiero nella più grande immensità del suo cielo. Sì, lo so, tutta la vita sempre sola non sarò. Per me che sono nullità, nell'immensità, sì, lo so, tutta la vita sempre sola non sarò, e un giorno troverò un po' d'amore anche per me che sono nullità. Grazie. Grazie. Ecco, che faticaccia. Ecco, uff, questa ce la siamo levata di torno. Ti ho fatto venire il cardiopalma. Tra 5 edizioni non la facciamo più. Basta.
Allora, riprendo fiato io e faccio perdere il fiato a qualcun altro, credo. Sì. Io penso che dobbiamo rifare questa cosa. Vieni qui. Riccardo Antonelli. Merita. Eccoci, ecco. Io adesso riprendo fiato e lo faccio perdere a te. Tu nel corso di questa edizione hai cantato una canzone che io ho ascoltato e che mi ha reso giustizia rispetto a quello che dico quando dico che Riccardo Antonelli è l'erede di Claudio Villa. Oh. Lo dice sempre lei di sua spontanea volontà. Lui se ne lava cioè, le voglio mani dire, da questa assolutamente. affermazione, sì, lo dico io. Tu sei stato amico di Claudio Villa, hai Certo. aperto i suoi concerti, canti benissimo le sue canzoni. Io ho sentito questa canzone che è una delle sue famosissime, ho detto Riccardo devi assolutamente farcela riascoltare e Con quindi molto piacere. io adesso arrivio fiato, si dice a Roma, no? Mentre tu lo perdi cantando Granada! Grazie. El sueño rebelde de y gitana cubierta de flores y beso tu boca de grana, tu gota mantana que me habla de amores. Granada, manola cantata en doble espressione. Bravo Riccardo. Grazie. Hai fatto contenta me e hai fatto contenti tutti noi e tutto il pubblico che ci segue perché l'hai cantata splendidamente. Riccardo Antonelli! Mamma mia, che edizione di Mille Voci, veramente ricca di artisti, di cantanti. Io spero che a casa vi stiate divertendo quanto ci stiamo divertendo noi qui in studio. E adesso un'altra carissima amica di Mille Voci, di Gianni Turco, Lorenza Bettarelli. Non so più che dire, hai sentito? Spettacolare, Cioè, bravissimo, bravo. bravissimo. Mi ha fatto venire i brividi, Sì, devo sì, dire, è vero. proprio entra Io proprio poi in questo aspetto pezzo. sempre l'acuto, no? Dico gnava e invece gnava. Gnava o gnava? E invece gnava. Ma pure lui però. Pure lui penso, secondo perché me noi- ogni tanto ci pensa. Noi cantanti quando sappiamo che dobbiamo affrontare delle note ci pensiamo È un vero, attimo. c'è il perché, ecco, pensiero, chissà come va, e invece va sempre benissimo, bravo. Ma adesso però, allora, Vai. a te non ti Senti. presenta nessuno mai, perché comunque sei la padrona io di faccio casa, da me. fai tutto da sola. Però io posso presentarti un attimo, Daphne, Daphne, bravissima, hai fatto grazie. un'interpretazione magistrale Grazie. della canzone dell'immensità, è stupenda, veramente brava. Grazie, sono molto contenta, grazie. E quindi sono contenta pure io perché ti ho presentato. Oh, vedi, mo ci organizziamo la prossima edizione, qualcosina, ti faccio veramente, mi faccio presentare da Lorenza Bettarelli, Certo, mi hai dato io quest'idea, volentieri. mica mi scappi. Allora, Lorenza è una grande amica, una bella donna, una bella persona e canta di tutto, riesce a interpretare le canzoni delle più grandi cantanti del panorama della musica leggera italiana, riuscendo a reinterpretarle e a farle proprie. Lei fa uno spettacolo anche che si intitola Io canto Mina, che è un'impresa, voglio dire, anche importante, no? Decidere di cantare tutte le canzoni Sì, di Mina. infatti, ma la cosa bella, diciamo, è un repertorio che abbraccia praticamente tutti gli anni, dagli anni 60 diciamo a oggi, perché Mina è ancora attuale, è voglio dire, attuale riescono sempre. è vero. I brani nuovi sono praticamente, la sua voce è sempre perfetta, è sempre splendida, quindi posso spaziare insomma, È no? vero, Dagli è anni vero. 60 a oggi un repertorio infinito. E vinci a mani basse questa sfida, la vinci sempre. Quindi Grazie. noi adesso ci godiamo l'interpretazione di Lorenza Bettarelli di Amore, unico amore. Lorenza Bettarelli. Grazie. Dove non ho più parole, inizi tu.
dove comincio a stare bene, dove mi sembra di volare e non tornare giù. Amore in tutti quanti i sensi, amore mio, amore figlio di altri tempi, amor dal cor che si commuove, amore, amore, amore mio. Non so quant'è che io ti cerco e neanche so se ti ho incontrato, perché è difficile capirlo quando qualcuno è innamorato. Amore senza fine, amore libero, così bugiardo e così vero. Amore senza una ragione, senza via d'uscita, impossibile padre e padrone della nostra vita. Amore vento nelle mani, amore di parole al vento, che aspetti a stringermi tra le tue braccia. Amore mio, dove non tramonta il sole esisti tu, dove tutto può accadere, dove la via fra il bene e il male non si distingue più. Ti avevo già, ti avevo perso, ti ho maledetto e ti ho sognato, ho alzato i pugni contro il cielo, però ti ho sempre perdonato. Amore ad ogni costo, amore inutile, ma dillo ancora che ci credo. Amore senza una ragione, senza via d'uscita, impossibile padre e padrone della nostra vita. Amore vento nelle mani, amore di parole al vento, amore unico, unico amore. Amore vento nelle mani, amore di parole al vento, che aspetti a stringermi tra le tue braccia. Amore mio, Avevo ragione? Oh, ho ragione. Lorenza Bettarelli, tu sei bravissima. Grazie a Grazie. Lorenza Bettarelli. Grandi emozioni in questa puntata e adesso sto organizzando un gran finale, quindi dovete avere un attimino di pazienza, dovete rimanere con me. Prendiamo un caffè con Gabriele Marconi e torniamo subito, non scappate via, Pausa caffè. Mamma mia che sonno. E che stanotte non ho chiuso occhio. Ho provato a dormire ma non ci sono riuscito per colpa di una mosca, che essendo mosca russa. Sono in compagnia dei Seven Hills.
perché non potevamo farle andare via senza sfruttare la loro presenza e le loro capacità, quindi sono riuscita a convincerli a rimanere con noi, a farci un altro brano prima di chiudere questa puntata. Purtroppo non la so la canzone, se no rimanevo qui e facevo pure io tutta questa scena, ma la canzone non vuoi provare? Non la so, non la so, lasciamo stare, vi lascio proprio il... Adesso devo fare uno sforzo anche per dire il titolo, ma lo faccio. Vai, ce la puoi fare. Gianluca Buratti e i Seven Hills in Battlefield. Bravissima, sì! yeah. Che significa pure campo di battaglia. E l'abbiamo passata. E l'abbiamo ormai quasi passata questa guerra, la stiamo vincendo però, perché questa guerra anche contro il Covid la vinciamo. Quindi i Seven Hills, Gianluca Buratti in Battlefield. Esatto, grazie. Listen, my soldier on the battlefield, and I'm fighting for the Lord. I promise him I would serve him until I die, and I'm fighting, yes I am, fighting for the Lord. On this Christian journey, I've had heartaches and pain, sunshine and rain, but I'm fighting, yes I am. I've been up and down, but I'll never turn around, 'cause I'm fighting, yes I am. Fighting for the Lord. You know what, church? If I hold out, hold out, hold out, hold out, then I know I get my crown. Come on, let's do it again. Battlefield, and I'm fighting, yes I am. Fighting for the Lord. You know what I mean? I promise him I would serve him until I die, and I'm fighting, yes I am. Fighting for the Lord. On this Christian journey, I've had heartaches and pain, sunshine and rain, but I'm fighting, yes I am. Fighting for the Lord. You know what mission? I've been up and down, but I'll never turn around, 'cause I'm fighting, yes I am. Fighting for the Lord. Yeah, if I hold out, hold out, hold out, hold out. Come on, help me sing. Hold out. Come on and sing. Hold out. You know, sing together. Hold out. Come on, help me sing.
e tante coi Seven Hills. Grazie per questo grazie momento. a voi. Rimanete con noi e chiudiamo insieme ai nostri ospiti di questa puntata, questa penultima puntata di Mille Voci. Quindi pronti qui in studio, pronti col coro gospel quando mi ricapita di rifare una sigla così. Dai, neanche a voi, questa è forte. Gianluca, vieni qui vicino a noi. Chiudiamo tutti insieme, voglio sentirvi cantare anche dalla regia. E da casa, ormai l'hanno imparata. Sigla! Suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Grazie a tutti, grazie, alla prossima puntata!